Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è venerdì 31 luglio 2026. Il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 20:15. La luna sorge alle 21:05 e cala alle 6:58. Oggi è il giorno di Sant'Ignazio di Loyola. Il nome Ignazio viene dal greco e significa figlio. Ecco il momento tanto atteso, i consigli della nonna. Oggi vi suggerisco di provare il decotto di agrifoglio, un vero e proprio elisir di salute. Questo rimedio naturale è infatti un alleato nel combattere la febbre, stimolare l'espulsione delle secrezioni ed alleviare i dolori reumatici. Un autentico toccasana per il benessere del corpo, ma l'unico problema è trovare l'agrifoglio fresco da queste parti. Compie oggi 57 anni Antonio Conte, allenatore ed ex calciatore famoso per la sua grinta infinita. Bandiera e capitano della Juventus, ha poi trionfato in panchina iniziando il leggendario ciclo bianconero dei 9 scudetti, per poi vincere con l'Inter e in Inghilterra con il Chelsea. Un leader che non accetta mai di arrivare secondo. Buon compleanno anche a J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter, che festeggia oggi i suoi 61 anni. La sua vita è una favola moderna, passata dalle difficoltà economiche al successo planetario grazie al maghetto più famoso del mondo, i cui libri furono inizialmente rifiutati da numerosi editori. Oggi è una delle donne più ricche ed influenti del pianeta. Ed infine auguri per i 34 anni di Enzo Dong, rapper napoletano classe 1992 che ha scalato le classifiche con il suo stile crudo e originale. Cresciuto tra le periferie di Napoli, il suo nome d'arte è un acronimo che omaggia le sue radici, rappresenta una delle voci più forti della scena urban italiana contemporanea, capace di raccontare la realtà con rime taglienti. Una spedizione tutta italiana composta da 30 alpinisti e ricercatori. Era il 31 luglio del 1954 quando per la prima volta fu conquistata la vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo. L'impresa, guidata da Ardito Desio, vide Achille Compagnoni e Lino Lacedelli raggiungere la sommità. Da quel giorno il K2 è per tutti la montagna degli italiani. Sapete qual è il latte più grasso del mondo? È quello prodotto dalla foca, che vanta un incredibile 60% di grassi. Per fare un confronto, il latte di vacca ne contiene solo il 3,5%. Questo latte ipercalorico permette ai cuccioli di foca di crescere rapidamente e sviluppare lo strato di grasso necessario per sopravvivere nelle acque gelide. Buon venerdì e benvenuti all'ultimo appuntamento di luglio con le stelle. Il mese si chiude regalandoci un cielo intenso e tanta voglia di weekend. Scopriamo i segni. Ariete. Luglio si congeda lasciandovi una grinta invidiabile. Siete pronti a lanciare il fine settimana con un'energia scoppiettante e tanta voglia di divertirvi. Toro. Sentite il bisogno di staccare la spina da tutto e tutti. Chiudete i sospesi in mattinata, poi dedicate il resto della giornata al puro relax. Gemelli. Sarete le stelle indiscusse della serata. Il vostro fascino è alle stelle, perfetto per fare colpo o per vivere un venerdì sera indimenticabile. Cancro. Giornata ideale per fare un bilancio dei vostri successi recenti. Siete più forti e consapevoli e il fine settimana vi riserva bellissime emozioni. Leone. Chiudete il mese da veri protagonisti. Avete un carisma travolgente che attira sguardi e occasioni d'oro, sia nel lavoro che in amore. Vergine. Il cielo vi invita a lasciare andare le preoccupazioni. Accogliete il weekend con un sorriso e concedetevi un po' di sana improvvisazione. Bilancia. Una splendida armonia vi accompagna verso la sera. È il momento perfetto per i chiarimenti del cuore o per fare progetti con chi amate. Scorpione, sarete particolarmente magnetici e determinati. Se avete un obiettivo in mente, le stelle di oggi vi aiutano a fare la mossa vincente. Sagittario, torna un grande ottimismo. Avete una voglia matta di viaggiare e di esplorare. Questo fine settimana promette bellissime avventure. Capricorno, ottimo momento per scrollarvi di dosso le tensioni accumulate.
Dedicate la serata agli affetti più cari e alla buona cucina. Acquario. I riflettori sono tutti puntati sui sentimenti. Le coppie riscoprono una forte complicità, mentre per i single l'aria è decisamente elettrizzante. Pesci. Chiudete luglio con una bellissima intuizione. Fidatevi del vostro cuore e lasciatevi cullare dalle emozioni senza fare troppi calcoli. Buon fine settimana e buon inizio agosto a tutti. L'oroscopo torna domani. Una gara drammatica ad Amsterdam il 31 luglio del 1928 con la statunitense Betty Robinson che vince per un solo decimo di secondo i 100 metri piani. È un momento storico, si tratta della prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Betty a soli 16 anni aprì la strada a generazioni di atlete. In palestra si sente spesso no pain, no gain, che letteralmente significa nessun dolore, nessun guadagno. Questa frase è un invito a ricordare che i risultati arrivano solo attraverso l'impegno e la fatica. Se volete dunque il successo in qualsiasi ambito della vita, dovete essere pronti a sudare e a superare i vostri limiti. Parliamo di Germain Nouveau, il vagabondo di Dio. Poeta rivoluzionario e amico di Cézanne, Nouveau subì il crollo psichico che lo portò a rinunciare a tutto. Scelse di vivere come un nomade mendicante, scrivendo versi sublimi che spesso rifiutava di pubblicare. Un uomo che preferì la libertà assoluta della strada alla fama letteraria. E ci salutiamo con le parole di Antonio Conte. Sarà sempre ricordato chi vince, non chi arriva secondo. La storia non ammette di essere il primo dei perdenti. Buon ultimo giorno di luglio a tutti, mi raccomando, fate un bel tuffo a mare anche per me. Noi ci rivediamo domani, sempre su questi schermi, sempre alla stessa ora, con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.